Un gruppo WhatsApp con centinaia di utenti che si allertavano sulla presenza di posti di blocco delle forze dell'ordine per eluderne i controlli. Scattano 62 denunce per interruzione di pubblico servizio e sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì, venuti in possesso del cellulare di uno dei componenti del gruppo, a scoprire quanto lo stesso avesse architettato utilizzando quello che è uno degli strumenti più immediati di comunicazione social, WhatsApp appunto. Per mezzo del servizio di messaggistica si informavano l'un l'altro in tempo reale della presenza di pattuglie che operavano i consueti controlli del territorio o anche di autovelox. Ciò consentiva loro di mutare i percorsi e sfuggire all'eventuale halt della polizia. Le motivazioni per cui tenessero questo comportamento sono adesso al vaglio degli inquirenti. I 62 denunciati hanno un'età che va dai 30 ai 40 anni e sono residenti a Canicattì e nei comuni viciniori. L'operazione è stata coordinata dal vicequestore Cesare Castelli.